Per sconfiggere i 38 gradi di agosto, il lago è un'ottima idea. E allora, dopo la montagna, benvenuti sull'acqua. Terza puntata di Destinazione Fresco, venite con noi. Partiamo da una chicca, non sembra neanche di essere in Lombardia, una baia verde, tutta da gustare. Dimentica la Thailandia, questo è il Böng, a riva di Solto. Imponenti scogliere a picco sull'acqua che creano un microclima perfetto. Ombra naturale, una brezza costante dal lago e un'acqua smeraldo che ti fa passare l'afa in un secondo. Consiglio? Veniteci a metà pomeriggio quando le pareti di roccia schermano il sole. Bisogna camminare un po' da riva di Solto, percorrendo la ciclabile. Lo diciamo subito e vale per tutte le altre località. Attenzione alla profondità del lago e alle sue correnti. Buttatevi, ma con la massima prudenza. Restiamo in zona per scoprire un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Località Gre a Soltocollina. Qui non trovi il caos delle solite spiagge, un'area verde incantevoli, alberi pronti a regalarti l'ombra perfetta per un riposino e un'aria frizzante che scende dritta dalle colline. È il posto ideale se cerchi la combinazione prato, ombra e tuffo rigenerante. Lasciamo la macchina e la terraferma, prendiamo il traghetto per un grande classico, Montisola. Avremmo potuto citare molti classici come Lovere e Iseo, ma per particolarità siamo stati sulla regina del lago. Qui zero smog e zero rumore di traffico, il che abbassa la percezione del calore di almeno 5 gradi. Segreto per il fresco? Passeggiare a pelo d'acqua oppure salire verso la rocca e inoltrarsi nei sentieri all'ombra dei castagni. La brezza che si sente lassù vi farà dimenticare la pianura. Ci spostiamo sulla sponda bresciana, ma l'obiettivo resta sempre la ricerca della brezza. Marone è famosa per essere la città dell'olio, ma per noi di Destinazione Fresca è una garanzia per le sue spiaggette di ciottoli ventilate. Grazie alla sua posizione, la Vera, il vento tipico del lago, picchia forte proprio qui nel pomeriggio. Asciugamano al vento e relax assicurato. Cambiamo lago, siamo sul lago d'Endine, Monasterolo del Castello. Lo specchio del lago, l'ombra degli alberi, la passeggiata, la brezza, i barbecue e alcuni locali in riva all'acqua offrono il mix giusto per una giornata di fresco, natura e relax. Allora, quale di queste 5 destinazioni sceglierai per la tua prossima gita fuori porta? Scrivici nei commenti, salva il video per condividerlo con i tuoi compagni di gita e segui Maresana Web TV per seguire tutti i nostri contenuti.